Oggi vi porto alla scoperta di un'altra delle capitali storiche del Friuli, Cividale. Cividale del Friuli fu fondata alla metà del secondo secolo a.C. dai Romani, come castrum, un insediamento militare. In seguito Giulio Cesare la elevò a forum, a mercato, dandole così il nome di Forum Iuli, da cui in seguito avrebbe preso il nome l'intera regione. Nel 568 giunsero dalla Pannonia i Longobardi, il cui re elesse Forum Iuli a primo ducato longobardo in Italia e la ribattezzò Civitate Austria. Nel 737 il patriarcato di Aquileia spostò qui la sua sede per sfuggire alle invasioni bizantine e nel 775 i Longobardi vennero sconfitti dai Franchi. Negli anni successivi il patriarcato di Aquileia divenne sempre più influente e potente e il 3 aprile 1077 venne fondata la patria del Friuli. Nel Medioevo Cividale rimase il massimo centro politico ed economico del Friuli, rivaleggiando con Udine. E nel 1419, quando la Serenissima decise di invadere il Friuli, fu la prima a stringere un'alleanza. Sempre nel 1400 la città resistette alle invasioni dei turchi e nel 1500, anche se per pochi giorni, venne conquistata dagli Alemanni. Nel 1797, con il Trattato di Campoformido, Cividale passò agli Asburgo e nel 1866 tornò a far parte dell'Italia. Durante la Prima Guerra Mondiale Cividale venne bombardata e conquistata dagli austriaci e riconquistata dagli italiani nel 1918. Durante la Seconda Guerra Mondiale, invece, fu lacerata dalle lotte partigiane e dalla guerra civile.
Questa era Cividale del Friuli e spero che vi sia piaciuta. Come sempre, se avete altri luoghi da consigliarmi o che volete vedere, lasciate un commento. Noi ci vediamo!